Sono contento della prestazione dal punto di vista della Conici, perché su una partita così si possono anche perdere. A un certo punto della partita con una palla lunga su una posizione, una palla inattiva si può anche subire qualche gol. Però diciamo che sono avversari, il calcio questo è, oggi ci vediamo un punto, torniamo a casa e da martedì ripartiamo sicuramente. Non bisogna cercare gli alibi nei campi, perché non bisogna trovarli, perché sarebbe una scusa che non mi piace, però diciamo un campo così piccolo, trovare come siamo in velocità, siamo stati poco veloci, perché anche se facciamo un giro palla a destra e a sinistra loro riuscivano sempre sugli accorci a stare vicino a noi, però questo va bene così. Niente, da martedì si riparte e pensiamo alla prossima partita che affrontiamo in casa. Non mi piace parlare dell'arbitro perché sarebbe riduttivo, se l'arbitro ha visto così va bene così. Per quanto riguarda la mia espulsione, visto su quell'episodio del calcio di rigore, si è alzata tutta la panchina, il guardiano ha detto che lei è responsabile della panchina, allora è giusto che lei viene messa fuori, perché quando la panchina si alza l'allenatore è responsabile di tutta la panchina. Guardi, non ho detto, vabbè, se questo è il regolamento va bene così, per cui non è perché io ho detto qualcosa all'arbitro, anzi è la prima volta che vengo espulso nella mia carriera da allenatore. Però ho detto, quando si alzano tutti quanti e lei non li mantiene sotto controllo, il regolamento dice che l'allenatore è responsabile e deve essere espulso. Dovremmo essere la prossima volta più incisivi nell'episodio, di portarla subito a nostro favore, poi dopo gli spazi sicuramente saranno più grandi. Come dicevo prima, ci è mancato il guizzo giusto, l'episodio a favore. Come ho detto prima, questo è un campo fortunatamente che non ci giocheremo tutte le domeniche, quindi portiamo a casa a sto punto sapendo di migliorare. Peccato perché alla fine le occasioni ci sono state, anche se era una partita sporca, con un pizzico di fortuna in più e un po' più di cattiveria da parte di tutti si poteva portare a casa, però va bene così. Partendo da dietro siamo stati un po' lenti certe volte e troppo precipitosi altre, secondo me sì, è ovvio che quando le squadre si chiudono fai un po' più di difficoltà, anche se hai giocatori strutturati davanti non è che possono sempre prenderla anche di testa, capita che anche gli avversari facciano bene, insomma, quindi è vero che facciamo un po' più di fatica, però ci sono state partite come Licata o anche San Cataldo in Coppa in cui li abbiamo messi 90 minuti dentro all'area, però peccato che non sono state sbloccate prima, insomma.